e questa è Stella la vera padrona qui dell'agriturismo La Scacchiera, proprio in città, a Padova. Oggi vi parleremo di cose molto importanti e interessanti, innanzitutto di animali chiaramente, ma poi vi parleremo di programmi di sviluppo rurale e poi come sempre andremo alla ricerca dei posti naturalistici più importanti della regione. Sigla. Abbiamo detto quindi di essere a Padova, all'agriturismo La Scacchiera, e questa è Alice Ravazzolo della grande famiglia Ravazzolo. Voi avete avuto dei sussidi, vero, sul programma di sviluppo rurale per questo agriturismo? Sì, abbiamo ricevuto sussidi per l'inserimento dei giovani. Giovani come te? Sì, giusto. Che però fai un'altra cosa, vero? Studi un'altra cosa? Studio odontotecnica. Ma servirà, non si sa mai. Allora, grazie ad Alice, noi siamo qui però proprio per introdurre questi ragionamenti sul programma di sviluppo rurale e vi presento il dottor Andrea Comacchio, che è il responsabile, che è il direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Veneto e di sviluppo rurale, diciamola bene. Agricoltura e sviluppo rurale. È importante lo sviluppo rurale proprio perché il programma di sviluppo rurale, il prossimo peraltro 2014-2020, che poi partirà nel 2015 per questioni ovviamente legate all'Unione Europea, avrà come dotazione 1 miliardo e 184 milioni, sì. Un sacco di soldi. Sì, di cui 202 messi dalla Regione del Veneto peraltro, quindi sono 140 milioni in più del vecchio PSR 2007-2013, questo consente di attivare poi dei bandi di circa 170 milioni di euro l'anno. Ecco, allora quando sarà operativo questo programma di sviluppo rurale? Confidiamo che si giunga, diciamo, a un'approvazione nei tempi previsti dal regolamento e quindi potrebbe essere operativo dalla prossima primavera. C'è da dire che la Regione ha ritenuto, per non lasciare un anno vuoto, di utilizzare già le risorse nuove con i criteri vecchi, utilizzando una possibilità che è ammessa dal regolamento comunitario. Quindi questo 1 miliardo 184 milioni, poca volta l'abbiamo già consumato, abbiamo già consumato un circa 100 milioni, 120 milioni di euro per l'insediamento dei giovani e poi una cinquantina di milioni, 52, quasi 53 per le misure di investimento e 43 milioni per gli investimenti nel settore agroalimentare e agroindustriale. Grazie ad Andrea Comacchio e adesso andiamo da Claudio De Stefani, vediamo dov'è, ma ci parlerà sicuramente di consumatori. La proposta di PSR Veneto 2014-2020 comprende il sostegno per i servizi di consulenza specialistica alle aziende agricole, 2 le tipologie di intervento per un totale di 27 milioni di euro. La graduatoria per l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli sarà approvata il 12 novembre e pubblicata sul bollettino ufficiale regionale e sul sito web di Avepa. Investire per lo sviluppo e la redditività delle aree forestali sarà lo scopo della misura 8 della proposta del prossimo programma di sviluppo rurale. 5 gli interventi e quasi 23 milioni di euro stanziati. Eccoci qui a questo punto della trasmissione a parlare di tutela del consumatore. Oggi vi parlo di Prosecco. Quante volte l'avete sentita questa parola? Quante volte forse l'avete assaggiato, ma non sapete che Prosecco state bevendo? Per fare un po' di chiarezza quest'oggi sono arrivato nelle colline di produzione del Conegliano Valdobbiadene, sono accanto a Innocente Nardi che è presidente del Consorzio Tutela del Prosecco Superiore di OCG Conegliano Valdobbiadene. Buongiorno Presidente, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Dico che giro in lungo e in largo, io vedo del Prosecco ma ahimè il più delle volte non è il vero Prosecco. Come possiamo difenderci? E i produttori nel 2009 hanno adottato un riordino del mondo Prosecco grazie alla collaborazione con le istituzioni e hanno fatto in modo che solo il prodotto che proviene da queste colline è
può fregiarsi della DOCG, Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene, e un'area pianeggiante delle 9 province del nord-est Italia possa utilizzare il marchio Prosecco DOC. Adesso l'ADOC deve tutelare i consumatori. Che cosa devono fare ancora una volta? Ricordiamoglielo. 2 brevi consigli. Il primo, che il Prosecco non si trova sfuso, quindi il Prosecco DOC o DOCG si trova solo in bottiglia. Mi raccomando, come al solito, l'identificativo, quella che si chiama volgarmente fascetta, che è un sigillo fornito dallo Stato e che dà la possibilità a tutti coloro che vogliono consumare un vino di qualità superiore, chiaramente venendo tutelato e sapendo che sono delle bottiglie numerate e che quindi c'è la possibilità di unire qualità e anche convenienza. Fascetta azzurra per la DOC, marrone per la DOCG, ricordatevelo. Ho fatto bene? Grazie Sergio, grazie a voi, grazie tutti, all'ADOC, grazie a Innocente Naldi, presidente del Consorzio di tutela. Qui ci fermiamo, ma momentaneamente ci ritroveremo al termine di questa nostra puntata poco lontani da qui per scoprire un parco bellissimo. A tra poco. Bene, allora noi ci siamo spostati in provincia di Treviso, grazie della linea, e siamo qui a farvi vedere una bella macchina, una macchina importante, la macchina che adesso fa la vendemmia, perché siamo fortunati, pur essendo in novembre c'è ancora vendemmia tardiva qui a Salgareda, si vendemmia il raboso. Ci spostiamo velocemente, Marco, perché lasciamo che la macchina faccia le sue evoluzioni. Marco Sandre è il titolare dell'azienda Sandre, che appunto produce vino, ma produce vino in modo moderno. Produce vino in modo moderno, questa è l'ultima nostra vendemmia, il raboso. Da qualche anno abbiamo adottato la vendemmia meccanica, abbiamo adottato tutti i nostri vigneti e adesso vendemmiamo tutto a macchine. Allora voi, oltre al raboso, avete anche altre tipologie di vino? Produciamo 14 tipologie di vino, dal Cabernet al Merlot, al Prosecco, al raboso DOC in 2 versioni, IGT e DOC per l'appunto. Vediamo se il Prosecco va bene anche in cantina. E proprio in questo momento il trattore sta portando il risultato della vendemmia meccanica proprio in cantina. Vedete, adesso scaricherà il contenuto dentro questa tramoggia, vero Marco? Pronta per essere lavorata. Questa è l'uva che abbiamo visto fuori e adesso verrà subito pigiata e mandata a fermentare nel vinificatore. E come vedete, tutte le macchine per la pressatura, ma anche tutte queste passerelle e molti di questi contenitori poi voi li avete acquistati grazie anche al PSR. Grazie soprattutto al PSR, con la misura 112 e la misura 121 abbiamo acquistato vinificatori, vasche, l'impianto pigiatura nuovo e abbiamo messo in sicurezza la cantina con queste passerelle, quindi abbiamo eliminato tutte le scale e le cose pericolose. Allora vedete, opportunità grazie al programma di sviluppo rurale sia per i giovani, sia ovviamente per la sicurezza e per quant'altro. Mi raccomando, www.piave.veneto.it, e adesso andiamo da Claudio De Stefani, vediamo cosa ci propone. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Eccoci qui per la parte conclusiva della nostra trasmissione. Devo dirvi la verità, mi sono perso e allora ho chiamato Enrico Tirindelli, che è una guida naturalistica ambientale, e gli ho detto: Enrico, non so più dove sono. Ciao, benvenuto, naturalmente stiamo scherzando, ci troviamo in un posto fantastico in realtà. Sì, siamo in una zona della sinistra Piave chiamata Settolo Basso, in comune di Valdobbiadene, località Bigolino, caratterizzata, come potete vedere o sentire anche dal rumore sottofondo, da delle risorgive di acqua purissima, freschissima, chiamata anche zona delle Fontane Bianche per questo motivo. Che cosa abbiamo di bello da vedere quando arriviamo fin qui? Abbiamo una delle zone naturalistiche più significative dell'area del Medio Piave, ricca di una particolare biodiversità.
La possiamo dividere un attimo in due parti, la zona più a contatto del Piave, con una flora tipica di quella zona, no? Quindi con il salice bianco e il pioppo, e da quest'altra che invece è un sottobosco più misto, e comunque diciamo abbiamo una presenza significativa in quest'area di diversi animali, in particolare volatili, che prediligono le zone acquatiche sia per attività di passaggio che anche attività di nidificazione. Qui sono stati eseguiti dei lavori particolari per rendere ancora più piacevole questo ambiente, ed è per questo che ho chiesto aiuto anche a Flaviano Mattiuzzo, che rappresenta il GAL Alta Marca. Dico bene, c'è stato un intervento dell'uomo qui, che cosa avete fatto? Sì, qui il GAL dell'Alta Marca, un'agenzia di sviluppo che rappresenta 51 soggetti pubblici e privati, è intervenuto con due progetti. Col primo progetto, nell'ambito del programma Italia-Slovenia Slow Tourism, ha realizzato 2 capanni e la sistemazione dell'area per l'attività del bird watching, e con il secondo progetto, nell'ambito della misura 421 del PSR Veneto, coinvolgendo altri 3 GAL del Veneto nell'ambito del progetto Piave Live. Con questo progetto si va a qualificare l'accesso a quest'area e quindi permettere la fruibilità da parte di un grande pubblico in questo splendido territorio. Pubblico che naturalmente noi invitiamo ad arrivare fin qui, perché l'aria che si respira è veramente straordinaria. Grazie anche agli amici che lo tutelano, dobbiamo dire, e che lo rispettano. Allora io ringrazio il nostro Flaviano Mattiuzzo, il nostro Enrico Tirindelli, che sono stati ospiti della nostra trasmissione, e qui ci fermiamo perché il tempo a nostra disposizione è chiuso. Ci vediamo naturalmente alla prossima puntata in compagnia del nostro Mimo Vita, che saluto. Arrivederci.